Carissimi, buongiorno. Oggi ci troviamo alla Colla di Pra, sopra Acquasanta. La nostra meta di oggi è il Pian delle Figge, Cian de Figge. Forse arriveremo al bivacco Paganetto, vediamo un po' quanta strada c'è da percorrere. Passeremo per le Lische Alte. Al ritorno probabilmente faremo l'anello dalle Lische Basse. La giornata è bella, la compagnia anche, ci sono Davide e la Laila. Grazie. Ciao. E buon cammino. Allora amici, è circa un'ora che camminiamo e stiamo attraversando un tratto pianeggiante che ci porta a un ambiente denominato Lische Alte. Lische Alte perché? Perché sono presenti un tipo di pianta a filamento rigido, dove probabilmente una volta veniva usato per creare, intrecciandoli, creare oggetti tipo cesti o cappellini o sedute per le sedie, insomma tutte quelle cose resistenti a filamento che una volta si creavano con l'artigianato. Ora il tempo si sta un po', è caldo ma non è fastidioso. Ora il tempo si sta un po' annuvolando, però dovrebbe reggere abbastanza sereno, non dovrebbe piovere. E tra un po' arriviamo anche a Cian de Figge, è un piano, il piano delle figlie, dove sono presenti delle panchine da picnic. Poi da lì si va al Paganetto, al rifugio Paganetto. Ok, proseguiamo. Allora, dopo circa un'ora e 50 di cammino ci siamo fermati a fare una piccola pausa. Laila, ci beviamo un po' di energia, va? Un succhino di frutta è quello che ci vuole. Allora, qua siamo nel punto siamo a un bivio, adesso ci aspetta circa 45 minuti di salita per arrivare al bivacco Paganetto, come dice questa segnaletica qua. Bivacco Paganetto. Qua c'è uno slargo dove ci siamo fermati appunto a fare questa piccola pausa. Energia pura, Laura? Sì, buono. Ok. Laila, allora i tuoi superpoteri si riattivano? Sì, col succo di frutta sì. Ok. A dopo. Eccoci qua. Allora, dopo circa 2 ore e 5 di cammino siamo arrivati a Cian de Figge. Qua è un piano dove sono presenti dei tavoli con delle panche da picnic all'ombra, il che non guasta, visto che oggi si è messo proprio un bel caldino estivo, niente male. Allora, qua ci sono le tavole. Ok, raga, come va? Bene. Ci siamo, Adesso ci riposiamo un attimo a questa bell'ombra fresca di Cian de Figge, 602 metri più o meno di altitudine. Allora, e qua ci sono i vari cartelli per le altre destinazioni. Allora, qua
Adesso c'è Cian de Fige, come dice il cartello principale, poi vabbè, Punta Martin, quella non la facciamo. Bivacco Paganetto un quarto d'ora. Bivacco Paganetto un quarto d'ora e noi senz'altro andiamo perché è la meta di quest'oggi. Ok, poi non è escluso che forse scendiamo giù a mangiare oppure mangiamo su. Ora vediamo un pochino cosa dice la compagnia dei viaggiatori. Vediamo un pochino la compagnia dei viaggiatori cosa dice. Ok, ora ci riposiamo. E voilà, ed ora un buon pranzo all'aria aperta, e che è quello che ci vuole per rifornirci di energie. Buon appetito! Ok, dopo la pausa pranzo ci siamo ricaricati di energia, ora ci dirigiamo al bivacco Paganetto. Il tempo si è un po' annuvolato, speriamo bene di non doverci fare una doccia fuori luogo. Ok, andiamo. Ok, siamo dopo circa un quarto d'ora di cammino giù da Cian de Fige, siamo quasi arrivati al bivacco Paganetto. Questo è un rudere abbastanza antico, casa deposito per fieno o pastorizia, chissà. Vabbè, comunque ci siamo quasi. Ci siamo. Oh, eccole qua. Allora? Bello. Bello. Bene, ora andiamo dentro il bivacco, Sì. che c'è anche un po' di fresco. Non so le antenne. Casermette, ripari, per ripararsi dai temporali e bestie. Ok, arrivati. Bivacco Paganetto. Ce l'abbiamo fatta. Bivacco Andrea Paganetto. Bello, da qui una vista spettacolare. Oh, allora siamo arrivati, ce l'abbiamo fatta. Laila, tutto bene? Ce l'abbiamo fatta. Tutto bene. Eccoli, allora, bivacco. Qui si ci può appunto riposare, eventualmente dormire, bivaccare, c'è la stufa a legna, quei soppalchi lì sono eventualmente posti letto, con la scaletta, il tavolo che si può alzare di qua, si può così per le grandi mangiate. Eccoli. Ok Laura, ci siamo, ce l'abbiamo fatta. Uguale. Sempre uguale, sì, che abbiamo già visitato, cassettina pronto soccorso. Bene, eccoli. Ecco Laila, vieni anche te qua all'ombra. Ti ospitiamo al rifugio. Mini rifugio. Ci abbiamo anche mangiato diverse volte. Eh sì, qua siamo già venuti. Bello. Ok, allora, ci lasciamo alle spalle il rifugio Paganetto. C'è stato una piccola pioggerella, meno male che eravamo al rifugio, così ci siamo riparati. Adesso per completare il giro ad anello, per scendere giù alla colla di Pra, stiamo dirigendo verso una cappelletta che si chiama la Baiarda. Anche qui un piccolo bivacco cappelletta. E adesso tra un po' incontriamo il bivio che ci porta giusto alla Baiarda. Com'è? Ci siamo riposati? Hai voglia. Laila, tutto a posto? Ho anche dormito. Ho anche dormito, benissimo. Più rilassante di così queste gite non potrebbero essere. Va bene, dai, proseguiamo. A dopo. Siamo arrivati al Fontanine, una tappa obbligata. C'è una sorgente di acqua fresca. Abbiamo riempito le nostre borracce e adesso proseguiamo giù. Cin cin, come va?
Bene. Una bella salita, eh? Abbiamo fatto circa un'oretta di salita dal Paganetto e adesso ci dirigiamo verso la Baiarda, la cappelletta della Baiarda. Intanto in questo punto c'è la nostra sorgente proprio denominata il Funtanin, questo luogo con le panche, anche ora c'è un po' di nebbia, dove ci siamo già fermati in escursioni precedenti a pranzare. Un Funtanin, eccolo lì. Sì. Ora il sentiero da seguire sono 3 pallini tondi pieni verso la Baiarda. Ok amici, allora dopo una discesa piuttosto ripida e impegnativa siamo arrivati alla cappelletta della Baiarda. Ecco qui, questa è una cappelletta dove è presente anche un tavolo per riposarsi. Ok, Laila, ce l'abbiamo fatta, eh? Anche stavolta, visto, è stata bravissima, perché non è proprio per tutti, questa discesa e questa escursione ad Anello. Quindi complimenti veramente. Grazie. Oh, eccoci qua, siamo arrivati. Ora poi andiamo giù alla Colla di Pra. Beh, è stato bello, impegnativo, non per tutti, ma molto soddisfacente. Ok, ora ci riposiamo un po', beviamo e poi torniamo giù. Cappelletta molto carina, peccato che sia chiusa, non si può visitare dentro. Ora non si sa di preciso, magari quando si possa venire a visitare da aperta. Comunque sempre molto suggestiva su un picco di monte proprio. Ora stiamo tornando giù alla Colla di Pra, dove è la macchina, e stiamo attraversando un bosco, un boschetto con varie tipologie di pini, un po' pino montano, pino marittimo, proprio perché siamo a una zona di confine montagna, mare. È una caratteristica di queste montagne. Ok amici, ecco, il nostro giro è quasi completato, siamo tornati, siamo quasi giù di nuovo alla Colla di Pra, però come di consueto spieghiamo un attimino il bellissimo giro che abbiamo fatto. Allora, partendo dalla Colla di Pra, abbiamo seguito il sentiero che portava alle Lische Alte e poi proseguendo il versante della montagna siamo giunti al Cian de Fige, dove c'era l'area picnic e abbiamo pranzato. Da lì poi siamo saliti al bivacco Paganetto, Andrea Paganetto, e anche lì ci siamo un po' riposati, poi tra l'altro è venuto anche giù un po' di pioggia, vabbè, ci siamo riparati. Da lì poi abbiamo proseguito verso un'area denominata il Fontanin, dove ci sono anche dei tavoli e delle panche. Fontanin perché c'è proprio una fontana, infatti ci siamo approvvigionati di acqua ed è nella località Cadepria. Da quel punto lì poi abbiamo reiniziato la discesa verso la chiesetta della Baiarda, la piccola chiesetta della Baiarda. Dalla cappelletta della Baiarda poi abbiamo anche, così diciamo tra virgolette, scoperto un sentiero, una via che porta quasi direttamente al Paganetto, quasi direttamente perché il passaggio è a Cian de Fige, e questo sicuramente lo faremo una delle prossime volte, però questa è tutta un'altra storia. Ciao! Ciao!